Sarà un'invasione pacifica della città di Roma già prevista prima della morte di Papa Francesco, con numeri in aumento considerando le concomitanti esequie del Santo Padre. È il Giubileo degli adolescenti, un pellegrinaggio a cui parteciperanno anche centinaia di giovanissimi dall'arcidiocesi di Udine, accompagnati in prima persona dall'arcivescovo Riccardo Lamba. Don Daniele Morettin, direttore dell'ufficio diocesano di pastorale giovanile, ha ricordato come anche i giovani abbiano ferite importanti e ci sembrasse doveroso salutare con affetto il Papa. Elena Geremia, segretaria della pastorale giovanile diocesana, si è mostrata lieta di poter essere presente a Roma in un momento doppiamente speciale, non soltanto il giubileo degli adolescenti, ma anche il funerale di Francesco. La Chiesa udinese parteciperà con un gruppo di circa 200 giovanissimi tra i 12 e i 14 anni. Rispetto ad altre diocesi italiane, la scelta udinese è stata di privilegiare le fasce d'età più basse. La comitiva è composta da giovanissimi di 13 gruppi locali: Basaldella, Campoformido, Fagagna, Maiano, Pagnacco, Pavia di Udine, Premariacco, Remanzacco, Rivignano, San Pietro al Natisone, Tricesimo e Cassacco, oltre ai gruppi udinesi di Laipacco con San Paolino e delle parrocchie del centro cittadino. A tutti loro si unisce un altro centinaio di ragazzi in viaggio autonomamente dalle parrocchie di Paderno, Feletto Umberto e Latisana. La concomitanza con le esequie del Papa, previste sabato 26 aprile al mattino, costringe gli organizzatori a ripensare il pellegrinaggio, dal momento che il Dicastero per l'Evangelizzazione ha annullato anche la festa prevista per sabato 26 aprile al Circo Massimo. Il gruppo diocesano partirà dal Friuli nel primo pomeriggio di giovedì 24 aprile e alloggerà in 2 parrocchie nella zona sud di Roma. Venerdì 25 i ragazzi varcheranno la Porta Santa della Basilica di San Paolo e alla sera vivranno un momento di preghiera presieduto dall'arcivescovo Riccardo Lamba. Sabato 26 aprile di buon mattino invece i giovanissimi seguiranno il funerale di Papa Francesco, con l'arcivescovo che dal canto suo sarà sul sagrato assieme ai vescovi e cardinali concelebranti. Domenica 27 aprile messa del giubileo a loro dedicato e rientro in Friuli nella serata. Contemporaneamente chi resterà in Friuli potrà vivere un momento di preghiera in suffragio di Papa Francesco presieduto dall'arcivescovo Riccardo Lamba alle 18:30 di giovedì 24 aprile, con appuntamento in cattedrale a Udine.